I friulani nel loro DNA hanno la cultura dell'orto, dove far crescere i sani prodotti dalla campagna, da consumare tra le mura della propria casa e quel che avanza da distribuire ai familiari e amici. Con telecamera al seguito, il cronista si è spostato a Villanova degli Udrio, in comune di San Giovanni alla Tisone, per raccontare la storia di Mario Mainardis, per tutti Mario Vigil, che dopo la pensione ha coltivato la sua passione e l'amore per la terra, creando una sorta di filiera familiare a chilometro zero, utilizzando il concime naturale. Un buon prodotto, diciamo, per la famiglia, per uso famiglia e per gli amici anche, molto per gli amici più che per la famiglia. Noi siamo polentoni, perché natura nostra è quella della polenta, facciamo una buona polenta e tutti mi dicono che veramente quando mangiano bene, ecco, quella è la... Come giustamente lei ha sottolineato, che si è creato una sorta di autofiliera di prodotta in casa, no? Chilometro zero, dove i prodotti vengono raccolti, seminati è tutto un circolo interno ma importante. Sì, no, non per guadagni, perché non conviene neanche andare a cedere il prodotto, perché non vale poco, però l'alternativa è la qualità, che quando si mangia volentieri, si mangia bene e tutti sono contenti di quello che viene dalle nostre mani. L'intervista integrale la potrete vedere e ascoltare nella prossima puntata di Agricoltura, il settimanale del Verde prodotto da Media Nord-Est, in onda su questa emittente nel fine settimana.